Oggi prepariamo Good l'impanata di morning. agnello. Ingredienti: Today we dell'agnello, prepare the breaded lamb. The prezzemolo, ingredients we need: pomodoro, lamb, aglio, pepe parsley, nero. tomatoes, garlic, Vediamo i nostri ingredienti: bell pepper, salt. prezzemolo, Let's mix our ingredients: i pomodorini, parsley, small tomatoes, black pepper, pepe nero, salt, some garlic. Let's mix everything. Let's sale, put some oil, and let's put everything into disc of pasta that we have before prepared. d'aglio, The bigger will be used as a base where we will put the lamb. The smaller disc will be used as a cover. Let's close the two discs of pasta so tight. mescoliamo, Let's put in a tray where we have poured before some oil. Let's puncture slightly in order to avoid the pasta inflates and breaks. Let's spread some oil on it. The dish is ready to be put into the oven. The cooking must occur 90 minutes at 250 degrees. We have prepared the breaded lamb. Let's check if after 2 hours of cooking it's ready. The breaded lamb is ready. Let's cut around the pasta in order to see the meat and to taste this traditional dish of Mattacchi Easter. The dish is ready. più piccolo utilizzeremo come coperchio. Cerchiamo di operare tramite una chiusura ermetica. Se la pegnata non vuole, non si cala. Io pecoraro che fa la ricotta. Lo sapevo, l'amici che aspetta. La forca non è fatta per lo ricco, è fatta per la testa di lo porco. Mettiamo in un vassoio, abbiamo messo prima un po' di olio. Della testa era un coniglio, niente lasse e niente peggio. Tempera dietro deve velo veno. Facciamo dei buchetti per fare in modo che la pasta non si alzi e quindi si rompa. Aggiungiamo un po' di olio. Ma lo monaco rabbatia, c'è solo padronia, c'è la monaca di casa che c'è solo scince e vasa. È pronto per essere infornato. Il forno deve essere a 250, la cottura circa un'ora e mezza. Allora, abbiamo preparato l'impanata di agnello. Controlliamo se è pronta dopo un paio di ore a fuoco lento. Vediamo l'impanata è pronta. Tagliamo la pasta a giro in modo da poter fare in modo di poter vedere la carne e gustare questo piatto tradizionale pasquale della cucina montana. Il piatto è pronto.